Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla meningite, purtroppo dopo il caso del 17enne in rianimazione, una bambina di 5 mesi che è morta ed è un nuovo allarme, questo è il titolo del Gazzettino. Ci colleghiamo subito in diretta da Teolo con Federico Fusetti, a te la linea Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, siamo a Teolo, ospiti del sindaco Valentino Turetta, buongiorno. È una di quelle notizie di cui non vorremmo mai occuparci noi come giornalisti, tantomeno ovviamente il sindaco, però insomma è come hai detto una bambina di 5 mesi che è stata stroncata da questa meningite. Vediamo un po', ricostruiamo un po' la cronaca in questo servizio e poi ne parliamo col sindaco. Tragedia a Teolo, dove una bimba di 5 mesi è stata stroncata da una meningite batterica. La bimba si era ammalata manifestando i primi sintomi venerdì 27 ottobre, ma inizialmente sembrava una banale bronchiolite con poche linee di febbre e qualche colpo di tosse. Con l'aumentare della temperatura corporea, però, i genitori hanno deciso di rivolgersi per precauzione al pronto soccorso pediatrico, ma nel frattempo la situazione peggiorava. Da lì il trasferimento in terapia intensiva e l'esito degli esami devastante. La bimba risultava colpita da una grave forma di meningite batterica, con la situazione che poi è precipitata, fino a quando il 2 novembre, 6 giorni dopo, il cuoricino ha smesso di battere. I genitori hanno comunque trovato la forza di donare gli organi per salvare altre giovani vite, in particolare 2 del padovano e 2 del torinese. Intanto a Feltre c'è anche un ragazzo di 17 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale per un altro caso di meningite batterica. A Teolo invece, dove la coppia viveva da alcuni anni, l'intera comunità è rimasta profondamente scossa dalla tragedia. Ecco, come insomma dicevamo, notizie che anche un sindaco non vorrebbe mai né avere né trattare. Cosa è successo? Un po' la comunità come sta reagendo? Purtroppo siamo vicini come comunità di Teolo alla famiglia, ai genitori. È una cosa che purtroppo è una tragedia immane che non doveva succedere, ma che è successa soprattutto per una piccolina di 5 mesi. I genitori comunque vivono qui da qualche anno e ho avuto modo di conoscerli quando nel momento della registrazione della piccola Leda qui in ufficio anagrafe noi, questa è un'iniziativa della nostra amministrazione, consegniamo questa torta di pannolini, insomma questi pannolini ai nuovi nati, e ho conosciuto... Ecco, la vedete inquadrata da Federico Cibotto che è qui con me. E infatti i genitori hanno apprezzato molto questa nostra iniziativa, che è un piccolo segno di vicinanza della comunità ai nuovi nati del comune di Teolo. Però purtroppo è veramente una tragedia che ha scosso un po' tutti, e oggi cercheremo per quanto poco di essere vicini alla famiglia, ai genitori e alla piccola sorellina per i funerali che ci saranno appunto qui a Bresseo, nel capoluogo insomma del nostro comune. Alle 15:30? Sì, alle 15:30 e basta, insomma. Poi... Sul fronte sanitario c'è qualche novità? No, allora io onestamente ho ricevuto questa informazione ancora sabato sera da dei miei cittadini. La famiglia comunque ha un'altra figlia che frequenta un asilo qui della zona, ma non abbiamo avuto nessuna comunicazione in merito, e quindi neanche dall'USL, quindi mi viene da pensare che probabilmente la situazione sia monitorata dagli enti preposti. Comunque io sono qui che aspetto qualsiasi comunicazione si renda necessaria al fine di monitorare questa ipotetica situazione, però anche il fatto che comunque gli organi di questa piccola bambina sono stati donati mi fa pensare che evidentemente non c'è questa problematica che magari è stata così esposta nei giornali, nei quotidiani locali. Però ad oggi dico, comunicazioni ufficiali da parte dell'USL non ne ho avute. Grazie sindaco, direttore, se non hai domande. Grazie molte Federico, grazie molte a te, al sindaco di Teolo, e vediamo le condizioni stabili e non critiche dello studente di Valdobbiadene colpito da meningite ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l'ospedale di Feltre. Sentiamo Nicola Marcato. La prognosi è ancora riservata perché sono necessari alcuni giorni prima di potersi esprimere, quindi grande vicinanza e un grande in bocca al lupo perché possa
ritornare in guarigione il prima possibile. C'è un'evoluzione positiva nel quadro clinico del 17enne residente a Quero Vas, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Feltre, pur rimanendo la prognosi ancora riservata. Lo studente, che frequenta l'istituto DF di Valdobbiadene, ha scoperto il 4 novembre di essere affetto da meningite. Subito è scattata la profilassi nella scuola grazie al tempestivo lavoro del team della ASL 2 Marca Trevigiana e dell'ASL 1 di Belluno. Dalle ore circa 17 di sabato partita l'indagine dei contatti stretti avuti dal ragazzo sia nella sua vita privata, quindi nel bellunese a Quero, sia nella parte trevigiana, quindi i contatti scolastici. Sulla base degli elenchi forniti dalla scuola di F ai compagni di classe e professori è stata proposta la profilassi antibiotica. Tutti sono stati visitati, a tutti è stato somministrato l'antibiotico preventivo. Il controllo continuerà anche nei prossimi giorni, come prevede il protocollo in questi casi, per verificare eventuali manifestazioni febbrili o stati di malessere nei 163 soggetti trattati dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL 1 e dell'ASL 2. Le persone nella fase di sorveglianza sanitaria sono oltre 50 a Valdobbiadene e oltre 100 in provincia di Belluno. Servizio di Nicola Marcato, andremo tra poco in diretta da Palazzo Balbi a Venezia, dove il governatore Luca Zaia sta tenendo una conferenza stampa che deve essere appena iniziata. Ci collegheremo tra poco. Nella seconda parte di Focus TG avremo ospiti Maurizio Cattaneo, ex direttore dell'Arena di Verona e oggi del gruppo La Verità per il sito Verità e Affari, che si occupa di economia, ed Edoardo Bus, comunicatore e giornalista di un altro giornale molto importante, che è Nord-Est Economia del gruppo Repubblica. Vediamo il titolo del Gazzettino: tragedia del bus, l'autista più volte in pronto soccorso, aveva problemi di cuore. E si tratta di Alberto Rizzotto, che era alla guida dell'autobus che è precipitato dal cavalcavia di Mestre. Ci saranno ulteriori indagini, perizie mediche sul cuore di questo autista, esame che è stato conferito ieri ufficialmente dal PM al perito della Procura. Pare che sia stato visitato più volte in pronto soccorso per problemi cardiaci. Sentiamo Ilaria Marchiori. A chi compete la gestione del cavalcavia superiore di Mestre, da cui la sera del 3 ottobre è precipitato il bus in cui hanno perso la vita 21 persone? Carte alla mano, il Comune di Venezia sostiene competa a Veneto Strade, società della Regione, che invece nega. C'è una delibera di giunta regionale che nel 2021 definisce la competenza della strada regionale 11 Padana Superiore di competenza della Regione Veneto. Dalle mappe di OpenStreetMap emerge chiaramente l'indicazione della strada con la relativa competenza segnalata. Inoltre c'è un atto del 2001 in cui l'ANAS trasferisce la competenza totale alla provincia. Poi dalla provincia c'è solo un documento del commissario Zappalorto che definisce la manutenzione ordinaria, sottolineo la manutenzione ordinaria a carico del Comune di Venezia dal 2 aprile 2015, ma la proprietà non è del Comune di Venezia. È vero, questo cavalcavia l'ha fatto lo Stato italiano, ma oggettivamente oggi a leggere le delibere della Regione, della delibera di giunta, è passata come strada regionale 11. Veneto Strade però dichiara che la regionale 11 è sì sotto sua competenza, eccetto però il tratto incriminato, perché attraverserebbe i centri abitati con oltre 10.000 abitanti, regola contenuta nell'articolo 2 del codice della strada. Fa specie che venga definito tale quando in realtà è poco distante dall'ingresso autostradale.
che si fa un po' di confusione tra il collegamento tra il Corso del Popolo e Marghera. Il collegamento del cavalcavia inferiore, cioè quello che collega il Corso del Popolo con via Fratelli Bandiera, è dal 1974 di competenza del Comune di Venezia, con atto documentato nel 74 tra ANAS e Comune di Venezia. Ma è evidente invece che il cavalcavia superiore, perché collega Venezia con l'autostrada, non può che non essere di un ente superiore del Comune di Venezia, ma è negli documenti a tutti gli effetti c'è scritto strada regionale 11 Padana Superiore. Documenti che sono in mano anche alla Procura e che avrà il compito di chiarire una volta per tutte quanto dichiarato da Cafarsetti, negato invece da Veneto Strade, che interpellata ha detto di non aver altro da aggiungere. Intanto la PM Cameli, come annunciato dal procuratore Cherchi giorni fa, ha affidato la nuova perizia medica sul cuore dell'autista Rizzotto. L'hanno riferito i legali dei 3 indagati, i 2 dirigenti del comune e l'amministratore delegato della linea, che nell'udienza odierna hanno inserito anche i loro esperti. Nella precedente autopsia, infatti, oltre al medico legale, era presente solo il perito nominato dalla famiglia dell'autista, non essendoci ancora gli indagati. Il perito ora è la professoressa Cristina Basso, che inizierà l'esame il 28 novembre, con termine ultimo per il deposito della relazione il 10 gennaio 2024, mentre si attendono le altre perizie. La seconda con l'ingegner Migliorino sul cavalcavia e un tratto di guardrail il 9 novembre, quella sul telefono di Rizzotto e sulla cosiddetta scatola nera. Si attende poi ancora l'incarico per le perizie sul mezzo, su cui sono in molti a puntare il dito. Servizio Ilaria Marchiori, adesso andiamo in diretta a Breda di Piave, dove c'è stato un violento tentativo di rapina in un'abitazione, vittime una coppia, due giovani che sono stati aggrediti da una banda di 3 ladri. La linea a Christian Arboit. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta. Ci troviamo a Pero di Breda di Piave, a poche centinaia di metri dall'abitazione che ieri sera è stata teatro di questo furto violento, di questa rapina, con 3 uomini entrati in azione, 2 ladri e un piantone. Così ci ha raccontato la proprietaria di casa. Il comando, perché di un comando si è trattato, è entrato in azione alle 18, alle 6 della sera. Il proprietario di casa, Mirko, era rientrato da poco e si è trovato i ladri davanti. Da lì è nata una colluttazione. Però ti farei sentire le parole della compagna Simona. Ti dico che non avevano tanta voglia di parlare, erano ancora sotto shock. Li ho tirati giù dal letto sostanzialmente perché hanno trascorso la notte insonne, stavano ancora dormendo, stavano cercando in qualche modo di recuperare le forze anche mentali dopo quello che hanno subito nella serata di ieri. Quindi vanno ringraziati perché sono stati molto gentili, in particolare appunto Simona, che adesso vi facciamo sentire. Ieri sera alle 6 siamo arrivati a casa dal lavoro, il mio ragazzo era già dentro e praticamente era in garage, è andato in bagno, sentiva dei rumori e praticamente quando è entrato in salotto si è visto 2 persone che l'hanno aggredito, ha cercato di difendersi ma l'hanno buttato per terra, hanno cominciato a tirargli un po' di calci, lui si è difeso, insomma li ha mandati fuori c'era una terza persona che faceva il palo e poi sono scappati in mezzo ai campi. Tutto qua. E quindi abbiamo chiamato i carabinieri che sono venuti qui subito e hanno tirato giù la segnalazione, ma purtroppo sì, non hanno potuto far molto. Quindi se li hai trovati faccia a faccia, ma lo hanno colpito come? Gli hanno tirato un po' di pugni di calci, ma erano tutti incappucciati, dalla parlata sembravano stranieri, non hanno detto molto. Però sì, non è riuscito a riconoscere ovviamente. Che tipo di accento? Sembravano africani, sì, comunque con la pelle scura, lui ha visto un po' di pelle, sembrava pelle scura. Nonostante fossero travisati, fossero coperti a visto, insomma non erano travisati del tutto. Esatto. E avevano questo accento, diciamo così... No. E niente, dopo sono scappati per i campi e... In che direzione? Lì dietro. In direzione campi. Qui purtroppo noi siamo anche aperti, qui non abbiamo recinzione, quindi
sono scappati. Qui dietro ci sono tanti campi, quindi... E adesso come sta il suo compagno? Scosso, adesso comunque è pieno di botte e poteva andare peggio, per carità, però... È già stato al pronto soccorso? Forse più tardi, adesso vediamo come sta più tardi. Botte dove? In faccia? Dove? No, sulle costole, sulla gamba e basta. Ma lui ha tentato di difendersi o è stato... Per difendersi gli ha tirato qualche pugno, però poi loro comunque dopo sono scappati fuori, sono andati via. Quindi è stato un corpo a corpo fondamentalmente. Esatto. Sì, tanta paura sicuramente perché non siamo tranquilli, infatti questa notte l'abbiamo passata in bianco. Insomma, speriamo che non succeda più. Loro erano in due e il suo compagno in uno sostanzialmente. Sì, io sono arrivata a casa che era appena successo il fatto, erano appena scappati via e abbiamo chiamato i carabinieri e sono arrivati subito. Cosa li hanno portato via? Cosa vi hanno portato via? Ma no, un braccialetto. Sono andati subito in camera, ci hanno praticamente messo sotto quadro la camera perché cercavano, penso, gioielli, oro, qualcosa. Ma è la prima volta che le capita? No, è già la terza. Da quando siamo qui è la seconda. La prima volta sono entrati di notte e adesso sono entrati appunto alle 6. Sono entrati alle 6, il secondo furto subito in poco tempo e ti dico, direttore, che questa mattina stiamo sentendo un po' di persone, è un copione che si ripete. In tanti dicono di essere stati visitati più di una volta in casa. Abbiamo parlato poco fa con un signore che dice anche di aver proprio... di aver adottato in questi mesi un cane per sentirsi più sicuro. Un'altra signora ancora che ci dice: io abito da sola, ho tanta paura ma ho anche tanta fede, quindi prego, però resta il fatto che mi trovo sempre il cancello aperto e quindi dice io spero. Altri commercianti chiedono più pattugli e più presidio del territorio nelle ore serali. Abbiamo parlato con il sindaco Cristiano Mosole, lo ricontatteremo nel pomeriggio. Pare che nella zona di Via Marche non ci sia videosorveglianza pubblica, ma questo dato è da appurare evidentemente. Abbiamo parlato anche con Christian Demma dell'associazione Furti in Corso, associazione che ieri ha dato l'alert, ieri sera, raccontando la vicenda. Christian Demma, che tutti conoscete per il suo impegno, che dice è uno dei periodi più neri per quanto riguarda i furti e la gente ha sempre più paura. La gente ha sempre più paura di denunciare perché non sono fatti isolati e temono che si possano ripresentare in casa questi ladri. Le indagini per quanto riguarda l'episodio di ieri sera sono affidate ai carabinieri. Ovviamente per il momento è tutto da Pero, di Breda, di Piave. Con Alberto Pivetta, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian. Questa ormai è la prassi, cioè in tutte le nostre province aggressioni nelle abitazioni, violenze che subiscono le vittime di questi furti, di queste rapine. Era andata molto male, se ricorderete, ad Adriano Armelin, l'anziano di 83 anni, a Pieve di Soligo. Era stato brutalmente picchiato fino alla morte dal 37enne marocchino Mohamed Barmouran, e oggi a Treviso si è aperto il processo e il killer a questo punto dice: sono pentito, vorrei parlare con la famiglia. Servizio di Daniela Sizia. Mohamed Boumarouan è entrato in aula poco prima delle 11. È iniziato così il processo a carico del 37enne marocchino che il 25 marzo del 2022 picchiò ed uccise brutalmente nella sua abitazione Adriano Armelin, 83enne, pensionato di Pieve di Soligo. Abbiamo chiesto le prove, l'imputato sarà esaminato, abbiamo consentito a che vengano acquisiti degli atti di indagine senza risentire gli operanti, e poi abbiamo chiesto alla Corte d'Assise di indirizzare l'imputato verso un percorso di giustizia riparativa e poi la Corte d'Assise deciderà se sì
o no. La giustizia riparativa è un procedimento introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia. Se fosse ammesso e se andasse a buon fine, il 37enne potrebbe beneficiare di una riduzione della pena fino ad 1/3. La famiglia della vittima su questo preferisce per il momento non rilasciare dichiarazioni. L'avvocato questa mattina ha riportato le parole del suo assistito. Si dice dispiaciuto e pentito di quanto ha fatto quel terribile giorno. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, era entrato nell'abitazione della vittima nel tardo pomeriggio. I rumori avevano allarmato l'83enne che, sceso dalle scale, si era trovato di fronte al suo aguzzino. Ne era nata una violenta lite, poi l'extracomunitario aveva legato mani e piedi al pensionato e, nonostante fosse già immobilizzato, lo aveva colpito ripetutamente alla testa e al torace, uccidendolo. L'avvocato Viggiano conosce da tempo il suo assistito. Quello che è accaduto sinceramente non me lo aspettavo granché da lui, ecco, se devo dire la verità. Non me l'aspettavo, ecco, magari qualche birbonata a giro sì, ma una cosa causata anche da uno stato d'alterazione, stupefacenti, alcol. Dopo aver picchiato a sangue l'anziano, il 37enne era entrato in un supermercato per comprare qualcosa da mangiare, si era cambiato le scarpe ed era tornato sul luogo del delitto a caccia di contanti e gioielli. L'arrivo del figlio di Adriano fece fuggire il killer, arrestato poco dopo ancora nei pressi della casa. Si torna in aula il 20 novembre, giorno in cui si saprà qualcosa anche della giustizia riparativa. Servizio di Daniela Sizia, giustizia riparativa, ma ormai Armelin non c'è più. Adesso andiamo a Palazzo Balbi in diretta perché è iniziato il punto stampa del presidente Luca Zaia, sentiamo cosa sta dicendo. 40 centimetri da riportare, poi valutate in una profondità che potrebbero essere anche 100 metri, vengono fuori numeri paurosi. Dall'altro abbiamo la necessità di recuperare tutta quella parte di viabilità che ha avuto problemi, perché abbiamo avuto soprattutto in collina e in montagna parte di viabilità che se n'è andata, non viabilità principale, se no avremmo dato molto più notizia, ma sicuramente strade comunali, strade silvopastorali, quindi c'è tutto un tema sulla viabilità e poi tutto il grande tema di quello che sono i movimenti franosi, che non sono pochi. Movimenti franosi che vanno recuperati con modalità che siano compatibili da un lato rispetto ai vincoli che abbiamo, che ci mancherebbe vanno rispettati, dall'altro anche tecnicamente non è che è sufficiente andare lì con un escavatore e rimettere la terra dove è venuta via, ma vanno fatti i drenaggi, vanno fatti eventualmente le terre armate o le palificazioni con i tiranti, insomma è un lavoro poderoso. Abbiamo iniziato una stima dei danni, si calcola mediamente che dovremmo avere circa 100 milioni di euro di danni a cose materiali, non so, vi dico le centinaia di alberi che sono caduti, che hanno fatto danni diversi piuttosto che su un'auto o su recinzioni o su abitazioni, quindi un centinaio di milioni di euro di danni e poi abbiamo quantificato una necessaria messa in sicurezza, quantomeno per diaframmature della parte terminale dei fiumi principali, che verosimilmente in via del tutto di sola messa in sicurezza almeno $500 milioni. 500 milioni di euro ci vogliono. Pensate all'esempio del San Michele a Tagliamento, il fiume Tagliamento che esonda, rompe l'argine, i fiumi fondamentalmente rompono gli argini o nelle anse perché la pressione dell'acqua è molto più importante o nella parte terminale dove il carico è maggiore, cioè prima della foce. Ha rotto prima della foce e in prossimità di più anse, quindi il tema della diaframmatura dei nostri argini verso le foci quantomeno non è procrastinabile, cioè noi lo dobbiamo fare. Quindi 100 milioni di euro di danni e 500 milioni di euro di opere che dobbiamo fare. Tutti parlano dell'effetto Veneto, del modello Veneto, anche questa mattina una radio nazionale mi ha chiamato, rispetto a questo c'è merito del lavoro di tutti noi, anzi approfitto per ringraziare l'assessore che ha seguito con l'unità di crisi e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, vedo qui il dottor Artico, il dottor Marchesi che non c'è, che assieme all'assessore a Rimini oggi ha un convegno proprio per parlare di queste cose, di ambiente, tutti i volontari della protezione civile, dall'ingegner Soppelsa in giù, tutti insomma quelli che ci hanno dato una mano, sono tanti. Ecco, per noi è fondamentale dire che abbiamo avuto dimostrazione che le opere di messa in sicurezza
funzionano. Allora, due specifiche. La prima, che noi abbiamo investito molto in là, perché abbiamo iniziato nel 2010, 23 casse d'espansione o bacini di laminazione, chiamateli come volete. Ne abbiamo già realizzati 13, gli altri sono in lavorazione e abbiamo l'esempio eclatante di Caldogno che cuba invasa circa 4 milioni di metri cubi d'acqua. Artico mi correggerà quando dico, ma lo faccia sul serio, fallo sul serio. 4 milioni di metri cubi d'acqua, ne abbiamo invasati solo 600.000 metri cubi, ma questo ci ha permesso di mettere in sicurezza, diciamo, non solo Vicenza, ma anche tutto quello che è l'ambito fino al Padovano, perché poi la rete idrica è come diciamo, l'apparato circolatorio del corpo umano, non è che se tappi in arteria tutto il resto va bene, e quindi è una totale osmosi tra i fiumi. Quindi abbiamo visto che il sistema funziona. Considerate che potevamo partire con Viale Diaz a Vicenza, abbiamo Viale Diaz a Vicenza fatto, abbiamo la Colomberetta a Monteforte del Pone realizzato, abbiamo aperto il Musone dei Sassi che ci ha permesso di non mandare sotto Castelfranco sott'acqua, ma di conseguenza anche di non riversare tanta acqua negli altri fiumi. Insomma, direi che la rete di salvaguardia del nostro sistema è fatta da due fattori: i bacini di espansione, che alla fine ne avremo 23 ma non bastano, e due, la diaframmatura degli argini. Noi adesso ripartiremo con gli scanner, faremo le radiografie ai nostri argini, ma non è che possiamo scavare per vedere cosa c'è sotto, e poi ci metteremo quello che sono come le fognature nei comuni, no? Sono le robe che i cittadini non vedono ma funzionano. Cioè andremo a farci la palificazione, inietteremo di calcestruzzo, resterà tutto sotto l'argine, non si vedrà nulla, ma di fatto si crea un diaframma in modo tale che quando arriva l'acqua che spinge, una forza cinetica paurosa, non ci fa traslare gli argini, non ci sfonda gli argini. Detto questo, perché a me non piace che si esalti troppo, perché poi sapete succede qualcosa, allora voglio dire come stanno le robe. La sicurezza totale non si raggiunge mai. Lo dico per due fattori. Il primo, perché ogni alluvione, ogni evento catastrofale è una storia a sé. Impossibile paragonare, anche a parità di piovosità e di intensità, è impossibile paragonare, perché poi c'è il territorio, c'è la morfologia, c'è tutta una serie di dinamiche, di variabili. Allora, se il genotipo è uguale, giusto, il fenotipo cambia. Questo lo dico per due fattori, perché il Veneto ha ancora bisogno di opere e noi le crediamo a livello nazionale. Ieri ne ho parlato anche con il ministro Salvini e ho detto: guarda, noi abbiamo ancora necessità di chiuderlo questo piano Marshall. Noi abbiamo già investito 2,5 miliardi di euro in 13 anni. Se pensate in 13 anni, a me fa venire l'orticaria, ci abbiamo messo 13 anni per avere ancora delle opere che si stanno ultimando. Quindi immaginate se oggi qualcuno pensasse a livello nazionale di investire risorse per fare opere, se avesse l'efficienza e i tempi del Veneto, le vedrebbe quantomeno fra 10 anni, 10 anni, 8-9 anni, perché Caldogno è stato concluso 3-4 anni fa, io mi ricordo abbiamo inaugurato 4 anni fa forse, 2016, quindi ci abbiamo messo 6 anni, ecco, Caldogno è stata la più veloce, sono 109 ettari di terreno, Ecco, anche qui i cittadini, diciamo una roba, che quando parliamo di bacini di laminazione, siccome c'è un gran dibattito anche di premi Nobel sconosciuti da Stoccolma, i bacini di laminazione non è altro che un territorio nel quale si coltivano i terreni come fanno tutti gli altri. Può accadere che ciclicamente, storicamente, non so, se c'è la piena storica di un fiume, pensate, il Piave non ha più la piena dal 1966, quella storica, a parte il fatto che abbiamo avuto quella di Vaia, insomma, che ha toccato il ponte della ferrovia, il ponte di Piave non è proprio roba da poco. Ecco, quindi quanto tempo ci sta quest'acqua? Non è che formiamo i laghi e poi arrivano i pesci, la colonizzazione, le alghe, no, stanno qualche ora. Caldogno quante ore abbiamo tenuta con i 600.000 metri cubi? Dalle 22 all'1. Questo è Caldogno. Quindi anche qui cerchiamo di non vendere queste suggestioni che deturpiamo il territorio, però sono, diciamo, delle casse d'espansione. Avete presente quando la mamma metteva il latte sul gas, ve lo ricordate? Non c'era neanche il salvafiamma, per cui se si usava il gas e continuava a uscire il gas in casa per saltamperare le case. Bene, è lo stesso principio del latte che bolle, no? A un certo punto, se non va qualcuno a laminare, la mamma cosa faceva? Soffiava sulla schiuma
e il latte continuare al bollore senza tracimare. Ecco, noi facciamo questo lavoro, togliamo la parte in più con le casse di espansione per spiegarlo ai cittadini. Allora, detto tutto questo, le considerazioni che faccio sono queste: sicurezza totale non si raggiunge mai, la natura è sempre più forte dell'uomo. Quando l'uomo coccola l'idea di essere immortale è invincibile davanti alla natura nel momento in cui si fa male. 2. I cittadini non possono vivere nell'alibi. Cioè non è che se non c'è la bandiera rossa, non quella che pensate voi, quella della spiaggia che ti dice che non puoi balneare, non puoi entrare in acqua, tu ci vai anche se vedi le onde alte 5 metri, perché devi usare anche il buonsenso. Quindi non è che possiamo solo rifarci i bollettini sono delle previsioni. E il cittadino è parte integrante del lavoro di squadra. C'è una previsione, ma poi uno deve usare il buon senso. Lo dico perché dal punto di vista sociale ormai è diventato sociologico il problema. Tutti invocano il bollettino, tutti invocano le certificazioni, ma c'è ancora chi si taglia il dito col coltello mentre affetta la cipolla, avete capito? Cioè non è che tu puoi certificare alla fine se sei un idiota o ti distrai, ti tagli ancora il dito. E questo lo dico perché a me inquieta il fatto che il cittadino pensi che con le certificazioni non ci siano più problemi. Noi dobbiamo avere rispetto dell'ambiente e capire che le previsioni sono previsioni, punto. E, ultimo aspetto, ci preoccupa il Piave. Il Piave è ancora un'asta idrografica che per noi è preoccupante, perché la piena storica non torna, e ormai sono anni che non arriva la piena storica, probabilmente c'è stata la convaia, ma l'abbiamo contenuta, ma avevamo per fortuna fatto un sacco di lavori sugli argini, ma le pulizie del decreto del Piave stanno procedendo, però attenzione che quello è un bacino idrografico che è molto osservato speciale, questo ve lo devo dire. Dopo lasceremo i tecnici decidere quali saranno le opere più strategiche da fare. E per quanto riguarda il nostro compito, noi stiamo andando avanti con le progettazioni, con tutto quello che bisogna fare, però vi dico che se c'è una parte del Veneto che ancora è nel nostro focus, fondamentale, che ancora è una priorità, è quella di questo grande fiume che è ridotto in alcuni mesi dell'anno a un torrente, a un rigagnolo, però avete visto che in 24-48 ore quanto si è ingrossato il Piave anche il 30 e 31 di ottobre. Io non aggiungerei altro, cioè ricordo 100 milioni di danni. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui danni provocati dal maltempo, avete sentito, ha fatto riferimento al Piave, c'è la polemica sulla cassa di laminazione, che brutto sto termine, cioè queste enormi vasche, chiamiamole così, a grave di Ciano, c'è una polemica dei sindaci della zona che non la vogliono e invece coloro che temono di essere allagati dal Piave più a sud che la invocano da tempo. Questo era il Presidente Zaia, adesso vediamo purtroppo l'unica vittima del maltempo, poi torneremo a Palazzo Balbi, vediamo però l'unica vittima del maltempo, che è un vigile del fuoco, era Walter Locatello, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio nel lago di Santa Croce, era scivolato durante l'ondata di maltempo in un corso d'acqua in Alpago. Purtroppo è arrivata la notizia, abbiamo finalmente trovato il corpo di Walter e niente, insomma si concludono 4-5 giorni di grande lavoro, con grande stress, con grande impegno e insomma nella maniera peggiore. A stento si trattengono le lacrime perché fino all'ultimo si è sperato. Il corpo di Walter Locatello, vigile del fuoco di 44 anni, originario di Puos d'Alpago, è stato localizzato e recuperato nel primo pomeriggio nelle acque del lago di Santa Croce. Lì è stato trascinato dalla forza dell'acqua del canale Riu, dove giovedì sera era scivolato mentre stava controllando gli effetti dell'allagamento nella zona poco distante dal cimitero di Puos. L'abbiamo individuato più o meno verso le 12:30. 12:20, 12:30 abbiamo dato la notizia al comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno e poi di conseguenza abbiamo gestito tutte le operazioni per il recupero e per consegnare la salma a autorità competenti. Grazie ai sommozzatori che sono venuti da Venezia, da Vicenza, da Roma,
lo abbiamo individuato a questa distanza grazie a degli strumenti che ci permettono di scandagliare il fondale. Si smobilita dopo quasi 4 giorni di ricerche senza sosta i vigili del fuoco con i loro nuclei specializzati, il soccorso alpino, stanno riponendo mezzi e attrezzature per lasciare il campo base qui sulla spiaggia del lago di Santa Croce, poco distante da qui alla foce del canale che è stato recuperato il corpo di Walter Locatello. La famiglia l'abbiamo incontrata sia in questa circostanza, ma ovviamente durante tutto il periodo siamo stati in contatto con loro, li abbiamo supportati e sono stati supportati anche degli psicologi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto. Walter Locatello era sposato con Sibyl Genoria, che lo scorso agosto lo aveva fatto diventare papà di Martino. Alla famiglia si è stretto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corpo di cui faceva parte da più di 10 anni. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità di Puos dal Pago, il commento dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e a lui si è unito il presidente della Regione Veneto. Abbiamo sperato fino all'ultimo che questa tragedia non venisse confermata, anche se la situazione da subito è parsa disperata, ha detto Luca Zaia. In cerchio, sulla spiaggia che è diventata il campo base per le ricerche disperate, i vigili del fuoco si sono stretti assieme al comandante del Gallo per una preghiera, mentre già si pensa a ricordare Walter Locatello per onorarne la memoria. Sono tante le idee che abbiamo per ricordare la figura di Walter, in particolare stavamo pensando di legare il suo ricordo alle varie manifestazioni che facciamo con tutti i bambini, perché lui era particolarmente legato ai bambini e quindi sicuramente una che faremo sarà quella, ecco, di coinvolgere le scolaresche nel suo ricordo. Servizio di Tiziana Bolognani, in regia questa mattina Andrea Basso e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca nera. 2 persone sono rimaste intossicate questa notte per un incendio divampato nella loro abitazione a Campo San Piero nel Padovano. Incendio nella notte a Campo San Piero in provincia di Padova, in via Montegrappa. Verso le 2:40 in un appartamento al primo piano in un condominio, per cause che sono ancora al vaglio dei pompieri, la cucina ha preso fuoco. I 2 inquilini sono rimasti intossicati dal fumo inalato e sono stati portati in ospedale, dove sono stati ricoverati. Già in mattinata uno dei 2 è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cittadella, di Borgorico e dalla sede centrale di Padova, che hanno lavorato fino alle 7 di stamattina per domare completamente il rogo. Le squadre hanno spento del tutto l'incendio, che ha completamente bruciato la cucina, con il danneggiamento anche del latterizio del tetto e molti danni da fumo all'interno dell'alloggio. L'appartamento sarà inagibile fino alle riparazioni e al ripristino degli impianti di sicurezza. È stato inibito l'uso della stanza sopra l'appartamento incendiato. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Servizio di Francesco Ratai. Adesso andiamo nel Vicentino, in Valliona. Una impresa di catering è stata sospesa e sanzionata perché aveva impiegato senza contratto i camerieri durante una festa nuziale. Sentiamo Daniele Garbin. Gambellara, 7 lavoratori in nero e 1 irregolare impiegati da una impresa di catering sono stati individuati dalla Guardia di Finanza di Arzignano al lavoro durante una festa di matrimonio organizzata in una villa storica. Contro l'impresa, con sede in Valliona, di ristorazione con somministrazione, è scattata perciò una maxi sanzione di oltre 75.000 euro e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ne ha sospeso l'attività. Agli uomini delle fiamme gialle i lavoratori avevano inizialmente dichiarato durante il controllo di essere dipendenti di un'altra società con sede a Vicenza, successivamente risultata completamente estranea alla vicenda. A istruire in questo modo i colleghi uno dei camerieri che si era qualificato come responsabile del personale di sala senza averne titolo. Successivamente le indagini dei finanzieri hanno appurato che ad essere regolarmente assunti erano solo i 3 dipendenti impiegati come personale di cucina, mentre ad essere completamente privi di contratto erano tutti i camerieri. L'immobile storico invece è risultato essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.
Di nuovo in diretta a Venezia da Cabalbi ci sono per noi Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, conferenza stampa del Presidente Zaia, ha parlato finora di maltempo, andiamo in diretta. Siamo i primi in Italia, come su tante altre robe, lo sapete, e i siti UNESCO sono una grande opportunità non solo di promozione turistica e culturale, ma anche nel coinvolgere i cittadini del Veneto rispetto a delle eccellenze paesaggistiche, culturali, architettoniche che sono uniche, non so, il Teatro Olimpico, le Ville Venete, Venezia e la sua laguna, l'Urbs Picta di Padova, quindi gli affreschi del 400, il ciclo degli affreschi del 400 di Padova, l'Orto Botanico, insomma molto altro ancora, le colline di Conegliano, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che è il penultimo sito, e non me ne vengono in mente altri, ma le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, insomma evito di stare qui, le fortificazioni veneziane, che anche quello è un sito UNESCO. Detto questo, noi continuiamo a lavorare affinché ci siano altre proposte, e ce n'è una, secondo me, ne ho parlato anche a livello internazionale, che ha delle peculiarità uniche, la Pesciara di Bolca. La Pesciara di Bolca, che è San Giovanni il Larione, Bolca e il Lasi, giusto? No, il Lasi. Ronca, bravo, Ronca, grazie. È una roba unica, vi dico solo che parlando a livello internazionale, che cos'è innanzitutto la Pesciara? Dove ci sono i fossili. Ma è una roba unica, siamo in Lessinia, è una roba strepitosa, ci sono fossili unici, e pensate che i siti ritenuti di grande qualità a livello internazionale, ne parlavo proprio in UNESCO, si dice che abbiano 20, 30, 40, 50 specie catalogate. Bolca è già arrivato a 290. C'è una roba strepitosa. Poi passo la parola a loro. Allora c'è un gruppo, l'ATS, che vi dirà, prima parlerà ovviamente Bochese, dottor Bochese, vi dirà che c'è questo gruppo che noi sosteniamo perché porti avanti il dossier ormai è pronto, lo possiamo dire, c'è, loro sono... Siamo, no, non loro, noi siamo nella tentative list, come si dice in UNESCO, siamo lì, alla porta d'ingresso, stiamo suonando il campanello, prima o poi qualcuno aprirà, ci vuole pazienza. Quando entriamo nel palazzo dobbiamo portare a casa l'investitura e quindi farci valutare per quello che è l'unicità, perché UNESCO dà il patrimonio a chi è unico, noi siamo unici su questa roba, non c'è nessuna discussione. E poi dopo ovviamente l'intervento del dottor Bochese passeremo a Zorzin, al dottor Zorzin, che ci parlerà ovviamente di una scoperta che hanno fatto. Tutto. Prego. Allora, Grazie Presidente. È la parte in cui il Presidente Zaia sta parlando dei siti UNESCO, sta proponendo di far diventare patrimonio dell'umanità anche Bolca, sopra Verona, in Lessinia, sono dei siti eccezionalmente importanti per quanto riguarda il ritrovamento di fossili, ma vediamo un'altra questione che sta tenendo un po' col fiato sospeso il Veneto, che riguarda le Olimpiadi invernali del 2026, soprattutto la rabbia. È scoppiata ieri la rabbia degli imprenditori di Confindustria a Belluno, che hanno detto è una vergogna che tentino di scipparci una parte dei giochi olimpici perché non sarà possibile costruire la pista di bob. Si chiede la redistribuzione delle discipline sportive, poche medaglie, pochi sport per ora a Cortina d'Ampezzo. Sentiamo di nuovo Tiziana Bolognani. Industriali bellunesi in assemblea con il presidente nazionale Carlo Bonomi, il presidente Zaia, i grandi campioni olimpici Novella Calligaris, Yuri Chechi, Manuela Di Centa, Silvio Fauner. Il focus è il futuro del territorio oltre le emergenze, quelle climatiche in primis, ma è l'appuntamento del 2026 a tenere banco. Il sogno sfumato dello sliding center a Cortina, una realtà difficile da accettare. L'impresa di sognare un patto olimpico per il nostro futuro è chiaro che oggi io lo intitolerei in modo ben diverso.
diversa. L'impresa di sognare sì, ridateci le nostre Olimpiadi, perché obiettivamente questo territorio non può essere offeso e umiliato in questo modo. Se non c'è il bob bisogna ridistribuire le gare, anche lo spirito sportivo ce lo dice, per cui senza se e senza ma dobbiamo combattere fino all'ultimo. Bisogna sempre sognare, dice Manuela Di Centa ai giornalisti. Tutti vorremmo che le cose fossero fatte bene, soprattutto sotto il profilo della parte sportiva. Tutti vorremmo che l'Italia, visto che abbiamo vinto anche tantissime medaglie, avesse anche questo sliding center, però voglio dire, chi è, dov'è, deve decidere cosa fare. Io, essendo molto vicino alla fine a questa realtà, anche per il bob paralimpico è sicuramente una sconfitta e devo dire che mi è dispiaciuto molto, però ovviamente io non posso farci niente, però è una cosa che anch'io ci tenevo venisse fatta. La Presidente Berton dal palco del Comunale arringa gli ospiti, dov'è lo spirito di squadra per un evento che dovrebbe essere anche strumento per ridurre le disuguaglianze territoriali che sono un freno alla crescita del Paese, chiede il Presidente Zaia. Attendiamo di capire quale sarà la destinazione del bob. Sembra che ci siano in partita due località, in particolar modo che sono Cesana e San Moritz. Capiremo quale sarà la decisione e qui ovviamente in questa decisione avrà ruolo il governo e il CIO. Ma quanti giorni ancora dobbiamo aspettare per sapere come andrà a finire? Io non ho idea di quanto ci sarà da attendere rispetto alle decisioni CIO e governo rispetto alla nuova sede di bob. Immagino che in una decina di giorni, un paio di settimane si deve chiudere sta roba, dopodiché c'è il grande tema della redistribuzione e capire chi farà cosa. E poi c'è la questione delle infrastrutture che resta sempre aperta, non un solo euro dovrà essere tolto alle opere in corso, tutte, dalla viabilità all'accessibilità dell'Arena di Verona. Guardate, su quella non si transige, cioè mando un messaggio a tutti, l'Arena di Verona ha stanziati 18 milioni di euro e l'Arena di Verona per le Olimpiadi invernali 2026 deve essere totalmente accessibile ai disabili. Io la battaglia la faccio perché le risorse restino tutte, sarebbe una beffa dopo aver perso il bob che ci fossero tolte anche risorse rispetto alla variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone, però penso insomma siamo un territorio coeso e ci faremo sentire. Ci faremo sentire, ha detto il Presidente Zaia, perché è inammissibile che il Veneto venga penalizzato fino a non avere pari dignità con la Lombardia. Intanto, tra l'altro, è stato bocciato l'impianto di bob di Cesana in Piemonte, Senolato, l'ha bocciato il CIO, poi vedremo se ci saranno altri sviluppi, si sta parlando di St. Moritz. E vediamo invece, sempre per quanto riguarda la politica, per il candidato di Fratelli d'Italia alle regionali del 2025 circola anche il nome dell'imprenditore della San Benedetto, Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria Veneto e oggi alla guida dell'Agenzia Ministeriale del Commercio Estero. In queste ore la sua nota nella quale fa capire come l'ipotesi resterà tale. Il mio nome, dice Zoppas, non è neppure il primo dei tanti che verranno indicati da varie parti per proporre o bruciare una candidatura che, seppur del tutto improbabile, potrebbe risultare scomoda, dice in una nota. Non è che l'inizio di un balletto di nomi che durerà fino alle candidature ufficiali. Sono comunque grato a chi mi ha rivolto questa attenzione e chiunque sia gli auguro successo in una regione che merita tanto rispetto. L'ambizione di portare a termine con impegno la riorganizzazione avviata in ICE, dice Zoppas, e di consolidarne il risultato con l'ottima squadra che la compone. Un impegno tanto complesso quanto delicato. Una risposta un po' stizzita rispetto a chi fa i nomi per bruciare delle candidature, comunque non è una smentita. E in vista dei prossimi congressi di Fratelli d'Italia, ieri mattina il punto sulla situazione nella città metropolitana e nel comune di Venezia. Sentiamo Ilaria Marchiori. Finalmente facciamo i congressi, che finalmente lasciamo ai nostri militanti la possibilità di scegliere la propria classe dirigente. Lo faremo in tutti gli 8 contesti in cui saremo chiamati, perché noi abbiamo 7 province ma trattiamo Venezia città come una provincia. Iniziamo proprio da Venezia città
e da Venezia provincia, dopodiché contiamo di chiuderli per la prima settimana di dicembre in tutto il Veneto, e quindi per arrivare poi a fine anno già con una classe dirigente nuova, forte, compatta e pronta per le prossime sfide. Fratelli d'Italia si prepara ai congressi provinciale e comunale che si terranno domenica 12 novembre a Mestre. L'annuncio nella sede mestrina del partito, anche per fare il punto sulla situazione dell'area metropolitana e del comune di Venezia. È un partito che è partito dallo 0, scusate gioco di parole, oggi è un partito che rappresenta il 30% degli elettori, almeno sui sondaggi, e quindi dobbiamo anche essere pronti a tutte quelle grandi sfide che sono le europee e le prossime amministrative. Nella provincia di Venezia abbiamo 16 comuni che vanno al voto. E proprio dalle europee potrebbero emergere i nomi dei prossimi candidati alle elezioni regionali e amministrative. In questo momento ci stiamo preparando a delle elezioni importanti, peraltro con un sistema elettorale proporzionale che sono quelle delle europee, per cui cercheremo di fare una lista credibile con candidati forti che possano rappresentare gli interessi e anche il consenso dei veneti. Per cui vedremo all'indomani delle elezioni europee anche quali saranno i rapporti di forza fra le varie forze politiche, e poi piano piano, mantenendo unito il centrodestra, troveremo le soluzioni più importanti e migliori per chi vogliamo rappresentare, che sono i nostri cittadini. E questo era Raffaele Speranzon. Intanto scoppia la polemica tra maggioranza e opposizione per le parole del sindaco di Noventa padovana Marcello Bano, pronunciate durante il discorso del 4 novembre, in cui ha parlato dei soldati veneti con le giubbe austriache, e le associazioni dei patrioti hanno lasciato la cerimonia. Ha detto: la grande guerra 15-18, ha detto tra l'altro Bano, non è stata una vittoria. Vediamo. Il sogno risorgimentale italiano è che noi eravamo dall'altra parte, noi eravamo vestiti con le divise austriache, noi veneti. Attenzione, noi... Noi eravamo dall'altra parte. Dobbiamo... Sono problemi? Le parole pronunciate dal sindaco di Noventa padovana Marcello Bano durante il discorso ufficiale per il 4 novembre hanno provocato la reazione del gruppo Uniti per la Memoria, un'associazione storica che rievoca la Prima Guerra Mondiale anche nelle uniformi. Il caso poi è diventato politico, con l'opposizione in Consiglio Comunale che attacca il sindaco per le sue parole. Siamo d'accordo che le guerre producono solo morti, ed è quindi quel passaggio era anche condivisibile, ma poi lui ha detto che non c'era nulla da festeggiare perché questi eventi di fine risorgimento, lui ha molto puntato su questo, vedevano i veneti vestiti con come dire, le giubbe degli austriaci, che da un punto di vista storico è una cosa quasi inascoltabile. Probabilmente lui ha scambiato i moti del 1866 che hanno portato all'unificazione d'Italia, che vedevano il Veneto con l'Austria, con invece la Prima Guerra Mondiale del 15-18. Il sindaco Bano risponde così, ribadendo che il suo voleva essere un discorso basato sulla condanna di qualsiasi guerra a sostegno solo della pace. Il riferimento era al risorgimento, non certo la Prima Guerra mondiale, e quando prima del 1866 il Veneto era sotto dominio austriaco e quindi noi eravamo obbligati a vestire le giubbe austriache, punto. Per quanto riguarda invece la guerra, noi siamo assolutamente contro tutti i tipi di guerra, contro qualsiasi motivazione della guerra, senza mitizzare la guerra. Non vedo cosa ci sia da festeggiare, visto che ci sono stati 650.000 morti. Tra l'altro, io riprendo le parole di Benedetto XV in quel momento là, che è stata una tragedia inutile. L'opposizione auspica le dimissioni del sindaco e chiede che quest'ultimo spieghi le sue dichiarazioni fatte nel giorno della festa dell'Unità d'Italia alla maggioranza che lo sostiene. Gli altri componenti di maggioranza, Fratelli d'Italia, il vice sindaco, i componenti di Forza Italia, cosa pensano di un sindaco che dovrebbe avere un atteggiamento istituzionale, rappresentare tutti gli italiani, tutti gli eletti della propria cittadina di Noventa padovana, e in particolare nel momento in cui si festeggia l'unità nazionale, perché è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Io non vorrei neanche rispondere, ma siamo assolutamente uniti, assolutamente allineati, e quindi non mi risulta che ci sia nessun tipo di problema.
Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, è diventato un caso politico con molte reazioni, tra queste quelle di Lega e Fratelli d'Italia. Sentiamo Valentina Visentini. Il caso Noventa Padovana, con le parole di Marcello Bano durante la cerimonia per il 4 novembre, esce dai confini comunali e si inserisce nei rapporti tra gli alleati di governo, Lega e Fratelli d'Italia. In difesa di Bano si è schierato il leghista Roberto Marcato. Credo che un sindaco abbia tutto il diritto, visto che rappresenta i cittadini e rappresenta tutti i cittadini, abbia il sacrosanto diritto di dire la propria idea. Quindi su questo non ci trovo nulla di strano. Dopodiché credo che una riflessione sul valore che possono avere commemorazioni riguardanti guerre in questo momento sia del tutto legittima. Io trovo assolutamente anacronistico e disumano ancora oggi pensare che la guerra possa essere un elemento di riduzione dei conflitti o addirittura di soluzione dei conflitti. Non c'è nulla da festeggiare perché è una data che ricade dopo 650.000 morti italiani, ha detto Bano nel suo discorso, ricordando poi la terza guerra d'indipendenza del 1866 e la fine del periodo risorgimentale in cui i veneti combattevano con le giubbe austriache. Le parole sono piaciute meno a Fratelli d'Italia, che governa Noventa Padovana insieme alla Lega, dato che il vice sindaco Nicola Canistraci è proprio di Fratelli d'Italia. Sulla vicenda è intervenuto il coordinatore regionale Luca De Carlo. Il sindaco, quando si sbellica in elucubrazioni sul 4 novembre su posizioni che sono assolutamente non condivisibili dal nostro partito e che stigmatizziamo per assoluta diciamo così, visione limitata di un contesto importante per noi, per Fratelli d'Italia, per questa nazione. Il 4 novembre è il giorno dell'unità nazionale e quindi un grazie a tutti quei migliaia di italiani che hanno combattuto e anche a tutti quelli che hanno perso la vita per regalarci questa nazione, l'Italia, la più bella del mondo, e quindi non credo che possa essere un'uscita poco felice del sindaco Bano, che tra l'altro è un po' un provocatore, insomma è l'anima un po' più agit-prop della Lega, a turbare quello che è invece un pensiero, una coscienza nazionale che ha fatto fatica a crescere ma che oggi è patrimonio di tutti, indipendentemente dai colori politici. Senatore Luca De Carlo, andiamo a Bassano del Grappa, dove è già campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Sentiamo Ferdinando Garavello. C'è chi fa i sondaggi e chi scambia figurine. C'è chi esce allo scoperto e chi si disimpegna. Chi apre i cittadini e chi chiude le vecchie porte, sperando magari che si apra un portone. Chi si aspettava una campagna elettorale in salsa bassanese giocata in una manciata di giorni di primavera è rimasto a bocca aperta di fronte alla quantità di mosse e contromosse che la politica cittadina sta già mettendo in scena a novembre. Ma in tutto questo c'è anche chi mette nel mirino la chiusura dei 5 anni di governo e poi si vedrà. La scacchiera, le pedine si stanno muovendo, l'abbiamo visto, insomma il centro-sinistra ha fatto uscire i primi nomi, fa anche piacere, voglio dire, vedere che ci sono dei movimenti anche dall'altra parte. È chiaro che quando poi si è forza di maggioranza che in questo momento sta governando la città, la priorità prima va ovviamente alla conclusione corretta del mandato. È chiaro che insomma poi le trattative sono ovviamente in corso, però noi siamo concentrati ad arrivare a fine di mandato. C'è poi chi vuole coinvolgere nuovamente la città nella discussione politica e amministrativa con una parola d'ordine. Allargare alla città, bisogna parlare ai cittadini, bisogna incontrarsi, bisogna trovare una figura che sia in grado di fare sintesi di questa cosa. Ma noi partiamo dal progetto, partiamo da Bassano che deve ripartire. L'anno prossimo Bassano deve ripartire il futuro. Il Bassano 2024 deve voltare pagina e riguardare avanti. E chi ha fatto la sua mossa e resta a guardare ora. Cosa rispondono gli altri? Io credo ci sarà un movimento, insomma, perché questa è la situazione, passaggi di persone da un gruppo a un altro, gente che è uscita dalla maggioranza, i numeri che cambiano, sindaco che non è di fatto supportato da chi l'ha espresso fino ad oggi, sono tutti elementi che insomma non vanno a favore del buon governo. L'ultima parola spetta il sindaco uscente che da molte fonti risulta essersi messo a disposizione del suo partito e della coalizione per la corsa al bis, ma che per il
momento preferisce non dire niente. Preferisco non commentare, credo sia un momento di grande confusione che non fa bene alla città. Insomma, la speranza è quella che tutti facciano ciò che devono fare con i ruoli che rivestono. Chi ha orecchie per intendere intenda. Servizio Ferdinando Caravello, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo qui in studio con altri servizi, i nostri inviati e gli ospiti Maurizio Cattaneo ed Edoardo Bussa. Tra poco state con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, do il benvenuto ai nostri ospiti. Maurizio Cattaneo, giornalista, è stato per 20 anni direttore del più antico quotidiano italiano, l'Arena di Verona. Bentornato direttore, grazie molte. Grazie molte. E Edoardo Bus, manager nel mondo della comunicazione, delle relazioni esterne e giornalista per l'inserto Nord-Est Economia, che era nel gruppo di Repubblica, adesso è passato in un altro gruppo editoriale. Allora, direttore, 20 anni all'Arena e oggi ti occupi comunque con Verità e Affari, un sito economico del gruppo La Verità di Maurizio Belpietro. Così, in linea di massima, come vedi oggi il Nord-Est, no? Perché in questi ultimi anni sono cambiate molte cose, le imprese tengono, ma però a fronte di grossi sacrifici e anche di grossi problemi, la mancanza di personale, eccetera. Ma guarda, il Nord-Est resta comunque la locomotiva del Paese, a maggior ragione in questo momento. Vediamo anche il pragmatismo, per esempio, sulle Olimpiadi. Hai fatto vedere adesso dei servizi. Insomma, tutto quello che poteva fare il Veneto per le Olimpiadi, che sappiamo che portano addirittura fino all'1% del PIL nazionale, quindi una cosa importante l'ha fatta. Ecco, è un peccato che l'esempio Veneto non poi tracimi in altre regioni, soprattutto in questo momento dove una manovra economica che purtroppo deve necessariamente essere fatta anche di sacrifici, perché abbiamo un'inflazione alta che si sta un po' abbassando, però rimane alta, abbiamo i conti dello Stato. Ecco, io credo che l'esempio virtuoso del Veneto sia importante. Siamo una regione credibile anche a livello internazionale, con degli imprenditori che si stanno facendo valere all'estero. Ecco, forse il Veneto dovrebbe effettivamente contare di più a Roma, perché soprattutto per le sfide future c'è bisogno di un modello che faccia bene all'Italia. E ecco, io la vedo così. Non dobbiamo però nasconderci la difficoltà degli imprenditori che ogni giorno alzano la saracinesca e che si trovano con una tassazione elevata, con una burocrazia impossibile, però io vedo un sistema che tiene. Allora, vediamo, le imprese ovviamente stanno facendo la loro parte tra mille difficoltà, ma soprattutto in difficoltà ci sono i cittadini. Siamo andati a Bassano del Grappa a sentire, nonostante il calo dell'inflazione, rimane il problema del carrello della spesa con costi sempre molto, molto alti. Vediamo. Se uno è in affitto e ha uno stipendio mediocre, tanto pesa, perché potrebbe essere anche metà dello stipendio del mensile, quindi un po' si fa un po' fatica ad arrivare a fine mese. I costi sono tanti e continuano ad aumentare e dobbiamo risparmiare il più possibile. Si rinuncia, si cambia, se puoi tenere il riscaldamento chiuso qualche ora o abbassarlo di 1 grado, lo fai e quindi ci si copre un po' di più. Guardi che io quando ero bambino avevamo solo la cucina che era riscaldata e poi il resto mia mamma per portarmi a letto mi vestiva e mi metteva 1 quintale di coperte sopra. Abbiamo una storia diversa, capisco che quelli di oggi che sono abituati a
avere di più di quello che abbiamo avuto noi, possono avere qualche problema, ma si resiste e siamo capaci di resistere a tanto. Non so quanto potremo andare avanti così. C'è gente che non arriva al 15 del mese e non campa. Hanno il frigo, ma il frigo ha freddo. È meglio proprio staccarlo. Dunque, dica lei se questo è giusto o no. Adeguare le pensioni ai vecchietti che ne hanno proprio bisogno sarebbe una cosa giustissima. Si abbassano i gradi, la temperatura, ci si veste qualcosa di più e si fa quel che si può, cosa vuole fare. Può essere che la mia proprietaria dell'appartamento stia guardando questi video. E hai gente ancora in Italia e in tutto il mondo che hanno un cuore grandissimo. E lei ha capito il mio bisogno e nella situazione che mi trovo, allora mi ha abbassato l'affitto. Allora, Edoardo Bus, una lunga carriera nel mondo della comunicazione in imprese come Telecom, Fiat, Ferrero, Monte dei Paschi di Siena e quindi una grande esperienza in un mondo che sta cambiando moltissimo, no, Bus? Anche sul versante proprio della comunicazione, dei social. Chiedo anche a lei qual è lo stato così delle imprese, dell'economia del Nord-Est a suo giudizio. Beh, come diceva Maurizio, il Nord-Est continua ad essere una delle locomotive d'Italia, assolutamente. L'abbiamo visto anche durante il nostro telegiornale, dalle parole del Presidente Zaia. È fondamentale poter continuare a lavorare sulle infrastrutture al Nord-Est, perché questo consente alle imprese di lavorare, di essere competitive. Quindi secondo me uno dei punti focali del futuro del Nord-Est è il completamento e la realizzazione delle infrastrutture. Pensiamo alla TAV e a quello che può portare sia verso est che verso nord, perché la TAV deve essere completata verso Venezia, ma anche verso il Trentino Alto Adige e quindi verso nord, verso la Germania, che come sappiamo è uno dei punti di esportazione fondamentali per quanto riguarda il nord-est. Quindi abbiamo io parlo da Verona nella mia carriera. Hai dimenticato il fatto che sono arrivato a Verona per fare il direttore della comunicazione del Banco Popolare, oggi esatto. Banco BPM, per esempio Verona dovrebbe vedere l'arrivo della TAV nel giro di un paio d'anni e questo è fondamentale per il suo sviluppo che è assolutamente in corso e fondamentale. Ricordiamo che Verona per PIL è la prima città dell'intero nord-est, quindi per poter crescere, per continuare ad avere un ruolo importante a livello nazionale, le infrastrutture sono fondamentali, senza dimenticare però altra cosa citata dal Presidente Zaia, l'ambiente, che è fondamentale, la cura dell'ambiente, i bacini di cui Zaia parlava, la tutela dei fiumi. Ho sentito tra poco un servizio che parla di alberi che vanno ad ostruire il letto dei fiumi. Ecco, la manutenzione da un punto di vista ambientale è un'altra delle cose fondamentali. È verissimo, e infatti andiamo adesso da Sharon Di Carlo, perché c'è proprio alberi sradicati finiti in un corso d'acqua. A te la linea, Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. I danni, la furia meglio del maltempo ha lasciato dietro di sé diverse orme, o meglio diversi danni. Lo vedete dalle immagini di Renzo Rigon. Qui sul Brenta sono rimasti incastrati due grossi tronchi di alberi. Lo vedete proprio qui nella discesetta del Destra Brenta. Io sono qui in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione? È pericoloso? Ma diciamo che sicuramente la situazione non è da monitorare, nel senso che abbiamo due grossi tronchi di alberi, quasi degli alberi interi, che si sono in qualche modo incastrati in mezzo ai sassi del fondo del fiume.
Questi c'erano anche l'altro giorno, in particolar modo uno, anche quando il fiume era molto più elevato in altezza e molto più importante in termini di portata d'acqua, ma probabilmente si è ancorato al letto del fiume, come dicevo prima, e da lì non si muovono. Viene monitorato perché siamo proprio alle spalle del ponte degli Alpini, ponte che comunque potrebbe risentire di una loro scivolata, diciamo così, verso valle. In questo momento non possiamo intervenire perché non si riesce ad arrivare con delle gru qui vicino al fiume e non si può entrare nel fiume perché, come vedete, l'impetuosità delle acque non lo consente. Certo, anche perché da qua i telespettatori non riescono a vederlo. Renzo Rigon si sposta un pochino più avanti per cercare di intravederlo, ma esattamente dietro questi alberi, a pochi metri, c'è l'iconico ponte degli Alpini. E cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che con la furia della corrente, appunto, gli alberi possano scontrarsi ai piedi del ponte. Ma potrebbe arrivare, sì, potrebbe arrivare ai piedi del ponte, ma abbiamo visto anche l'altro giorno con un tronco un po' più piccolo, ma di simil fatto, che poi a un certo punto ruotano attorno alle stilate, si mettono in posizione nord-sud e passano il ponte degli Alpini. Nel caso dovesse comunque succedere, ci può essere anche l'intervento da parte dell'uomo, nel senso che è possibile direzionare con delle corde il percorso degli alberi stessi e poter fare in modo tale che questi attraversino il ponte. Ma ad oggi qual è l'idea di intervento? Come si farà a spostare, a togliere gli alberi dal letto del fiume? Da laggiù adesso quando termina la piena del fiume ci si può arrivare a piedi, perché se voi chi sa e conosce il fiume sa che questa parte lastricata è facilmente percorribile anche a piedi. Si arriva lì, li si taglia e poi con un mezzo meccanico li si porta a riva e si trasportano in discarica. Quindi la situazione possiamo dire essere sotto controllo al momento? Sì, direi di sì. No, ripeto, la giusta attenzione ci vuole sempre, ma sicuramente non siamo in uno stato di allerta. La ringrazio, grazie al vice sindaco Andrea Zonta. Da Bassano per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon e al tuo ospite. Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena di Verona per 20 anni. Abbiamo visto immagini, direttore, di questi ultimi giorni con il ponte nuovo quasi sommerso dall'acqua impetuosa e con anche lì alberi e quant'altro, mentre c'erano tra l'altro dei lavori in corso, no? Per fortuna, ha detto il presidente Zaia, ed è sotto gli occhi di tutti, il Veneto non ha pagato il tributo che ha dovuto pagare la Toscana, in questo caso completamente inondata, perché dopo le alluvioni 2010-2012 sono state fatte quelle opere che hanno messo in sicurezza il territorio. Cos'altro si deve fare, direttore? Ricordiamo che in quell'alluvione erano andate sott'acqua molte province, Verona e Vicenza erano state le più colpite e città come Soave, città storiche importanti, patrimonio dell'UNESCO, erano finite sott'acqua. Bisogna fare prevenzione, bisogna fare cultura. Il Veneto in questo senso ha lavorato molto, in effetti, e io credo che, insomma, bisogna sempre stare attenti, però c'è il problema dei bacini di laminazione, l'ha detto anche il Presidente, perché sono dei campi che poi vengono allagati. È chiaro che è un danno per gli agricoltori, però abbiamo visto quanto le alluvioni possano effettivamente mettere in ginocchio l'economia, perché se ci ricordiamo in quell'alluvione era andato sott'acqua anche capannoni industriali e zone importanti, zone vitivinicole importanti. Insomma, è una lotta che è partita da poco, adesso c'è più sensazione, c'è più cultura del territorio. Veniamo da 30 anni dove si era costruito ovunque, vicino al letto dei fiumi, in posizioni anche sbagliate. Adesso c'è più appunto consapevolezza, però bisogna coniugare lo sviluppo industriale alla tutela del territorio. Questa è la grande sfida. Non si può pensare a una decrescita felice come vorrebbe qualcuno, perché la decrescita è sempre infelice. Invece bisogna pensare a una crescita che però tuteli anche il territorio. Credo che in Veneto questo si stia facendo. Edoardo Boschini,
proprio l'importanza della prevenzione in un paese che è straordinario nell'assistenza, nei soccorsi, però spesso non si cura di prevenire. Sì, come dicevo prima, la manutenzione è una parola, la parola chiave. Cioè, Zaia prima parlava di 23 bacini invasi realizzati. Ecco, è fondamentale farli, però poi anche curarne la manutenzione, perché se no nel giro di qualche anno poi il problema si ricrea. Ma vale per tantissime cose, come dicevamo prima, lavorare su... Ecco, pensate che cosa è stato il Mose per la città di Venezia. Poter contare su un'infrastruttura di questo genere, però poi è fondamentale manutenerla alla perfezione, perché se no tra qualche anno rischia di essere corrosa, non funzionare bene, e questo vale per qualunque opera. Un'altra grandissima opera realizzata tutto sommato da poco tempo, il Passante di Venezia, anche questo fondamentale sia per le imprese che per i cittadini. Lavorare alla manutenzione del passante evita poi che accadano cose come quella che abbiamo visto prima in uno dei servizi, la tragica fine di quell'autista giù dal cavalcavia e i suoi passeggeri. Insomma, la manutenzione secondo me è la parola chiave. Assolutamente. Allora restiamo sempre in tema di ambiente, perché c'è Lucio Zanato e parliamo di animali selvatici che spesso scendono dalle valli, dai monti verso la pianura, con conseguenze spesso drammatiche, come il cervo che è stato investito da un camionista e con le corna nell'impatto ha ucciso quell'uomo. A te la linea, Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, ho sentito dallo studio parlavate di manutenzione ma anche di prevenzione, e qui si parla di prevenzione degli animali selvatici che attraversano strade importanti come questa. Noi siamo ad Arsiè, stiamo registrando una puntata di Agricoltura Veneta perché c'è il tema degli animali selvatici che non solo deturpano, chiamiamolo così, la vegetazione e quindi la produzione e quindi l'agricoltura, ma diventano veramente pericolosi perché attraversano le strade. Allora, chi è che si è interessato di questi animali? Beh, pensa, direttore, i cacciatori. Siamo con il presidente della riserva alpina di Pederoba, Pierangelo Favero, e voi avete fatto uno studio proprio sul passaggio, sulla pericolosità degli animali lungo le strade soprattutto della vostra pedemontana. Sì, abbiamo fatto uno studio, tra l'altro appoggiandoci a un tecnico faunista, quindi uno studio diciamo di una certa importanza, che ha appunto consentito di fare tutta una serie di rilevamenti per capire appunto le criticità dettate da questa problematica. Insomma. Ecco, pensa direttore che loro sono quelli che vanno a recuperare poi gli animali, e voi quanti problemi trovate, quanti impatti trovate di animali selvatici e automobili? Noi siamo tra l'altro in una zona particolarmente critica da questo punto di vista, e noi abbiamo mediamente un rinvenimento settimanale, diciamo, sulle direttrici Cavaso e sulle direttrici della Feltrina verso Feltre. Insomma. Il rinvenimento vorrebbe dire un incidente, un impatto che può essere quello di una lepre che insomma fa poco danno, ma può essere anche un cervo, come è capitato a Quero. Sì, purtroppo i problemi più grossi li abbiamo chiaramente con i cervi e con i cinghiali, però non da trascurare neanche la lepre e neanche il capriolo, perché comunque per l'automobilista è comunque un rischio, può portarlo fuori strada, insomma. Ecco, salutiamo per il momento il presidente della riserva alpina, invece andiamo da Paolo Maggion di Libera Caccia Treviso, perché facciamo vedere questo studio che è stato fatto, uno studio proprio sulle problematiche della mortalità proprio della fauna selvatica, questo è il titolo. Ma voi avete tirato fuori il problema, avete dato i dati, ma avete trovato anche delle soluzioni. Che soluzioni ci sono ad esempio in Nord Europa? Allora, in Nord Europa ci sono due tipi di soluzione, una tecnica, nel senso che mettono delle fotocellule che rileva la temperatura corporea dell'animale e quindi poi dà un alert sia ottico che visivo. Una seconda soluzione, forse quella migliore e più usata, è di fare degli famosi corridoi faunistici, cioè delle sopraelevate sopra le strade a grande scorrimento, dove gli ungulati, soprattutto di grossa taglia come cervo, cinghiale, capriolo, possono attraversare naturalmente senza creare nessun danno, nessun impatto con auto e veicoli. Ecco, direttore, siamo venuti qui, però noi siamo qui ad Arsiè, quindi siamo vicino a Feltre, perché quando hanno fatto
la tangenziale di Feltre, ci dicevano proprio chi ha fatto lo studio, hanno pensato a questi corridoi, quindi è pensabile farli, magari addirittura anche lungo la Feltrina, anche nelle zone di Quero. Perché? Perché gli animali comunque devono scendere ad abbeverarsi. Tra l'altro lungo la Feltrina, nella zona ad esempio di Quero, dalla parte verso Pederobba ad esempio, lì c'è il doppio problema, perché c'è sia la strada alla Feltrina ma c'è anche la ferrovia, quindi lì voi cosa proponete? Beh, noi là sicuramente proponiamo questi passaggi faunistici che è una sopraelevata artificiale che verrà effettuata dalla montagna, che salta sicuramente la strada e salta anche il canale della Brentella, e così questo evita il problema, purtroppo, come è successo poco tempo fa a Belluno, di un incidente mortale con un camionista. Ecco, torno di nuovo al presidente della riserva alpina, ma questi diciamo manufatti costano anche tanto, come si può fare? Beh, sicuramente costano tanto, si può secondo me accedere a quelli che sono i fondi europei che consentono appunto di avere i finanziamenti necessari per fare queste opere. Ecco, ultima cosa che abbiamo scoperto facendo la puntata di Agricoltura Veneta, direttore, è che i cacciatori diventano anche agricoltori, nel senso che stanno facendo dei ripristini ambientali nelle zone in cui il bosco si sta riprendendo, diciamo così, il territorio, quindi niente più pascoli ma sta tornando il bosco. Dove non arrivano gli agricoltori veri arrivano i cacciatori, ma perché lo fate? I cacciatori sostanzialmente sono i primi amanti della natura, no? Non solo per la caccia di per sé stessa, ma proprio per l'ambiente, cioè per la biodiversità. Noi dobbiamo curare quella che è, diciamo, la felicità degli animali, se mi passi il termine, ma nello stesso tempo rendiamo il territorio utile e fruibile anche per chi la domenica vuole farsi una passeggiata. Senta, ma non è un po' una contraddizione cacciare gli animali e cercare la loro felicità? No, non è una contraddizione, perché purtroppo noi dobbiamo regolare queste quantità di animali che sono in surplus. Purtroppo abbiamo il cervo che è in espansione esponenziale, abbiamo il cinghiale che crea danni, e in più il cinghiale in questo momento sta portando la peste suina, che è un problema grosso per l'economia. Senta, ma voi che siete di rilevamento, e il lupo non serve a nulla? Oddio, il lupo ha la sua funzione, è un autoregolatore naturale, però non è sufficiente per quelle che sono le quantità attuali di ungulati che abbiamo presenti nel territorio. Il lupo comunque fa anche la sua parte, insomma. Grazie, direttore, se hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lucio, ne avrei, ma il tempo è tiranno. Grazie molto a te, a Nicoletta Rizzetto. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo, e poi torniamo da Maurizio Cattaneo e da Edoardo Bussa. Tra poco state con noi, grazie. Allora, di nuovo in diretta con Focus TG, Maurizio Cattaneo, per 20 anni direttore dell'Arena di Verona, il quotidiano più antico d'Italia. Direttore, ovviamente hai seguito per anni la politica, sempre anche in salsa veneta, ma adesso ci sono 2 importanti appuntamenti, l'anno prossimo le europee e poi le regionali. C'è la questione del terzo, che sarebbe il 4º mandato di Zaia, non si sa ancora se lo potrà in qualche modo ottenere. Come la vedi? Che la distinzione è tra bravi politici e cattivi politici, tra chi amministra bene il territorio e chi lo amministra male. Allora, io credo che poi siano i cittadini a scegliere. Quindi questa cosa dei mandati, sì, è stata costruita per evitare che ci possa essere un certo familismo, però alla fine il familismo ci può essere anche per chi fa un solo mandato. Allora, in questo periodo si parla di presidenzialismo, di dare più potere al cittadino che sceglie e non trovarsi poi delle norme, dei ribaltoni in cui ci sono delle maggioranze che poi i cittadini non avevano scelto. Allora anche in questo caso io credo che non sia una questione di primo, secondo, terzo, quarto mandato, sia una questione di se gli amministratori amministrano bene, e allora a questo punto poi saranno i cittadini a scegliere. Tra l'altro è stato lo stesso presidente Zaia a dire, se dovesse passare il premierato, cioè quindi una elezione diretta senza un termine dei mandati, allora perché no
anche con i presidenti delle regioni, no? Quindi questa questione ancora è tutta in piedi. Edoardo Bus, poi ci saranno le europee, no? Abbiamo visto oggi già tante candidature di consiglieri regionali, di sindaci, insomma, ovviamente è una corsa che impegnerà molto i partiti fin da ora, perché è nel 2024, l'anno prossimo. Sì, dicevamo i cittadini scelgono, però scelgono fino a un certo punto, nel senso che poi alla fine sappiamo spesso e volentieri le liste sono bloccate, per cui secondo me è fondamentale che i cittadini trovino nelle liste dei politici competenti, soprattutto per quanto riguarda le elezioni europee. Si è dimostrato ormai in questi ultimi anni quanto l'Europa conti nella vita di ogni singolo cittadino. Anche in Veneto abbiamo sentito parlare di PNRR, di candidature UNESCO, sempre l'Europa decide in queste cose, e quindi poter avere delle liste che portino delle persone di spessore, competenti, in grado di garantirci un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo in questo momento è fondamentale. Quindi è una legge elettorale che appunto ci consente di votare, di mandare in Parlamento chi vogliamo, no? Non che siano appunto scelti dalle segreterie dei partiti. Ma guarda, per quanto riguarda le europee bisogna anche ricordare che l'Europa però con l'Italia, e certamente l'Europa è importante e non bisogna essere anti-europeisti, però bisogna anche essere critici rispetto a un'istituzione che su grandi battaglie ha penalizzato l'Italia, e quindi votiamo per l'Europa, bisogna essere europeisti, però anche una certa maggioranza che in questi anni non ha tenuto, diciamo, l'Italia proprio in primo piano, insomma, dare un colpettino, nel senso farsi sentire anche attraverso il voto dicendo, insomma, noi ci siamo, ecco, io credo sia importante. Per questo la scadenza europea non riguarda solo i burocrati di Bruxelles lontani, ma riguarda tutti noi, riguarda anche le scelte che si faranno in materia di ambiente, in materia di economia e in materia di tutela dei nostri prodotti e delle nostre industrie. Grazie molte Maurizio Cattaneo e Edoardo Bus. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, torneremo a parlare di questi ed altri temi questa sera alle 21:15 e riprenderemo il discorso sull'accordo tra Italia e l'Albania per accogliere in Albania e non in Italia migliaia di migranti. A stasera quindi alle 21:15, grazie, buona giornata.